Nel 1991 uccisa a Susegana il cognato al culmine di una lita, poi sparì. Catturato dalla squadra mobile dopo 27 anni, un 59enne che si pensava fuggito in Marocco non ha mai lasciato l'Italia. Veneto Banca, dopo il trasferimento a Treviso della maxi inchiesta sul crack della Popolare, il procuratore Dalla Costa annuncia che chiederà rinforzi al Ministero. Bullismo ai nostri microfoni, la testimonianza shock di due adolescenti che raccontano le offese e le botte prese da compagni di classe prepotenti. Alle vittime diciamo: chiedete aiuto agli adulti. L'appello a Valentino Rossi degli amici di Simone Giupponi, 18enne morto dopo un incidente in scooter a Montebelluna. Vorremmo fargli l'ultimo regalo, una dedica del suo idolo. Scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro a Possagno, numerose chiamate ai vigili del fuoco, paura ma nessun danno, scuola elementare evacuata per precauzione. La telefonata di Salvini per convincerlo a rientrare nella Lega e i consigli al candidato sindaco Conte, da potenziale escluso Gentilini torna protagonista della campagna elettorale di Treviso. Prime adesioni alla campagna della nostra emittente per salvare le storiche mura di Castelfranco Veneto, prende corpo la mobilitazione popolare per restaurare il simbolo della città. Buonasera e ben trovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, edizione che si apre con la cronaca. In primo piano l'arresto di un 59enne accusato di essere il responsabile di un omicidio avvenuto a Susegana nel 1991. Rintracciato ad Agrigento, era dunque ricercato da ben 27 anni. Nell'agosto del 1991 a Susegana aveva ucciso al culmine di una lite il cognato colpendolo alla testa, poi era sparito. L'ipotesi degli inquirenti era che fosse tornato in patria in Marocco e invece Souhair Lekbir, venditore ambulante, oggi 59enne, non ha mai lasciato l'Italia e anzi, grazie alla falsa data di nascita fornita quando nel 94 aveva chiesto il permesso di soggiorno, era poi riuscito a ottenere anche la cittadinanza italiana. Una lunghissima latitanza la sua, interrotta dall'individuazione ad Agrigento di un soggetto che poteva corrispondere all'assassino, incastrato dall'esame delle sue foto di oggi e di allora. Attraverso l'esame di una serie di fotografie che ritraevano l'uomo ricercato da giovane, fino ad arrivare alle più recenti, è stato possibile, mediante un confronto scientifico, pervenire alla certezza della sua identità e quindi poi trarlo in arresto. Per quel delitto Lekbir, che all'epoca aveva 22 anni, fu condannato l'anno dopo in contumacia a 15 anni di reclusione. Una pena passata in giudicato che ora dovrà scontare, anche se lui, di fronte agli agenti della squadra mobile che lo hanno catturato, ha negato ogni addebito. Inizialmente ha riconosciuto se stesso nelle fotografie dell'epoca e successivamente ha negato ogni addebito, mettendosi a pregare. Un caso che agli inquirenti fa trarre una morale. Presto o tardi la giustizia fa il suo corso e giunge a compimento. Ed ora il duplice omicidio di Cison di Valmarino, perché è fissata per venerdì al riesame l'udienza sul ricorso del presunto assassino. Si pronunceranno venerdì i giudici del Tribunale del Riesame di Venezia sulla richiesta di modifica della misura di custodia cautelare a carico di Sergio Papa, il 35enne di Refrontolo, in carcere a Santa Bona con l'accusa di aver ucciso la mattina del 1° marzo a Rolle di Cison di Valmarino Loris Nicolasi, 71 anni, e la moglie Anna Maria Niola, 68, nella loro casa di via Marzolle, e tutto stando alla ricostruzione della procura e dei carabinieri del nucleo investigativo di Treviso per poi svaligiare casa. Papa, difeso dall'avvocato Pier Giorgio Oss, nega di aver barbaramente ammazzato i Nicolasi e nega anche di aver dormito nella loro proprietà le 2 notti precedenti al duplice omicidio. La notte immediatamente precedente sostiene di averla trascorsa a casa della nonna, ma gli inquirenti affermano di avere indizi gravi e convergenti che lo incastrerebbero, a cominciare dalle intercettazioni dei familiari, che erano a conoscenza di dettagli del delitto che non dovevano sapere e lasciano intuire il coinvolgimento di Papa nel duplice omicidio. Lui continua a dirsi innocente e per questo l'avvocato ne chiederà la scarcerazione. I giudici vaglieranno venerdì il quadro accusatorio a suo carico. La vicenda delle banche venete, dopo la notizia dello spostamento dei processi da Roma a Treviso, dalla procura trevigiana sottolineano come tutta la mole di atti abbia bisogno di rinforzi da chiedere al Ministero.
Il giorno dopo la notizia che i faldoni di Veneto Banca partiranno da Roma a destinazione Treviso, nella procura trevigiana alzano le mani sulla durata dei processi. Sulla tempistica non sappiamo cosa dire finché non veniamo. Dopo, certo, sicuramente ci sarà un problema di tempistica e di efficienza anche della struttura giudiziaria di Treviso, perché evidentemente questa è una cosa, diciamo così volgarmente, che capita tra capo e collo. Quindi bisognerà in qualche modo rivedere, rivalutare l'organizzazione dell'ufficio, che è un ufficio comunque in sofferenza da lungo tempo. Decisamente un compito gravoso non solo per l'ufficio del pubblico ministero incaricato Massimo De Bortoli, ma per tutta la struttura giudiziaria trevigiana che sconta le croniche incongruenze della giustizia italiana. Se abbiamo 1000 nomi da inserire, dobbiamo inserirli manualmente, anziché fare tutto con un click, come sarebbe possibile se il trasferimento degli atti fosse avvenuto all'interno dello stesso distretto informatico. Pagine e pagine da reinserire che danno già il senso dei tempi biblici prima che si possa riprendere da dove Roma ha concluso le proprie indagini. Certo, prosegue il procuratore capo, cercheremo di sostenere il lavoro del magistrato e del suo pool investigativo, ma il rischio, peraltro non ancora quantificato visto che gli atti devono ancora arrivare, è che tutto slitti se non arriveranno rinforzi. Per questo il procuratore Dalla Costa punta direttamente al Ministero. Chiederemo al Ministero che ci aiutino in questo senso, perché non ha senso perdere tempo su queste questioni. La sensazione però, conclude il procuratore, è che saranno parole al vento. Noi proveremo a chiedere, però non sono cose che vengono risolte dall'oggi al domani. Ripeto, la situazione di Treviso, per quanto mi risulta, per quella che è la mia valutazione personale, è un ufficio che comunque è sottodimensionato rispetto alla realtà. E adesso la testimonianza shock di due ragazze vittime in passato di atti di bullismo che dopo anni di soprusi ne sono uscite e adesso lanciano un appello a chi sta subendo la stessa situazione. Non abbiate paura, dicono, confidatevi con professori e genitori. Mi hanno sempre insultata pesantemente con le parole, mi hanno trattata come schiavetta, sono stata anche picchiata più di una volta. E già dall'asilo, che quando sono andata prima superiore ho cominciato a tirare fuori un po' il mio carattere grazie alle mie amiche. Ha vissuto per anni nel terrore senza reagire, ma quanto le è accaduto oggi l'ha resa più forte. Accanto a lei un'amica, due storie, scuole diverse, luoghi diversi, ma lo stesso dolore, il medesimo senso di impotenza. Le due giovani hanno avuto il coraggio di raccontare ai nostri microfoni di essere state vittime di bullismo, un fenomeno in continua crescita soprattutto nelle scuole primarie. La giovane ci parla della paura di raccontare quanto stava subendo. Per paura, io avevo sempre paura che se magari dicevo qualcosa a mia mamma oppure alla maestra, il giorno dopo me ne prendevo il doppio, quindi sì, è più che altro quello che frena è paura. Anche questa ragazza che ha finito la scuola di parrucchiere a Feltre è stata vittima di bullismo. 3 anni, ci racconta di calvario. Me lo sono tenuta dentro per 3 anni e poi finché un giorno sono scoppiata completamente, però la scuola non mi ha aiutato perché dava ancora la colpa alla mia famiglia per il fatto che ero insicura e cose del genere, però dopo un po' ti fai il guscio perché adesso veramente nessuno mi mette i piedi in testa. Poi l'appello a chi sta subendo le stesse angherie: non tenetevelo dentro, parlatene con qualcuno. Cercare di dirlo ai genitori, perché anch'io pensavo che non avrebbero fatto niente, però ti sono più vicini così, altrimenti comunque ci sono persone online che provano le tue stesse cose, quindi riesci un po' a aggrapparti a questo. Dirlo ai maestri, ai professori, se c'è qualcosa, senza aver paura, perché sono là per aiutarti, quindi chiedere aiuto a loro. Ricorderete la vicenda del 18enne morto 2 giorni dopo un incidente stradale accaduto a Montebelluna. Stasera vi facciamo sentire l'appello dei suoi amici per fare a Simone, questo è il nome del ragazzo deceduto, un ultimo regalo. È un ragazzo molto speciale per noi della classe, visto che era simpatico e tanto altruista,
e aveva spesso la tendenza ad aiutare le persone che gli stavano a fianco piuttosto che aiutare se stesso. Gianluca Turato è uno dei tanti amici di Simone Giupponi. Il 18enne è rimasto coinvolto la scorsa settimana in un incidente stradale a Montebelluna e deceduto 2 giorni più tardi in ospedale. I suoi compagni della terza A dell'Ipsia Scarpa di Castelfranco guardano quel banco vuoto e dal giorno della tragedia stanno pensando ad un modo per ricordare l'amico che non c'è più. Simone era un appassionato di elettronica e di moto con un grande mito. Aveva Valentino Rossi come suo grande idolo e voleva provare a riuscire ad andare a vederlo in gara. Così, non potendo andare in pista, seguiva in televisione ogni gara di Valentino. Le so tutte quante a memoria, tutte. Aveva a casa maglie, scarpe, cappelli, braccialetti, sullo scooter era pieno di adesivi di Valentino Rossi. Un paio di mesi fa c'era andato a fare anche il tatuaggio sulla caviglia con i 46. Una passione che gli amici di Simone vorrebbero trasformare in un ultimo regalo per ricordarlo. Non abbiamo mai potuto fargli dei regali perché non ne ha mai voluti. Diceva che non aveva senso sprecare del denaro per lui e che piuttosto dovevamo usarlo per noi stessi. E adesso che vabbè non c'è più, vorremmo fargli quest'ultimo regalo d'addio. E il regalo non poteva non coinvolgere proprio Valentino Rossi. Se qualcuno avesse un contatto, un'email, un numero di telefono per cui contattare Valentino Rossi e semplicemente magari farci inviare un video, messaggio, tipo un saluto o un qualcosa, o semplicemente solo un file audio. Avevamo in mente di inviarlo alla famiglia, la quale il giorno del funerale molto probabilmente lo farà vedere in uno schermo gigante, magari prima della cerimonia o dopo, insomma, c'è solo per fargli un piccolo tributo a Simone. L'ultimo pensiero di Gianluca è per l'amico e al vuoto enorme che ha lasciato. Ha lasciato un buco, ci manca Simone. Tutto di Simone, solo questo. Scossa di terremoto di magnitudo 3 questa mattina tra Vicentino e Trevigiano, epicentro a Possagno. Torna a tremare la terra nel Bassanese. L'ultima scossa questa mattina alle 9.36 di magnitudo 3 è stata rilevata sul massiccio del Grappa. Secondo quanto riportato dal Centro Nazionale Terremoti di Roma, l'epicentro è stato localizzato a 10 km di profondità in territorio comunale di Possagno, nella zona dell'Archeson. La scossa è stata sentita distintamente in tutti i comuni della Pedemontana e anche nel Bassanese, dove sono arrivate alcune chiamate ai vigili del fuoco di cittadini che avevano avvertito la scossa ed un forte boato. Non si segnalano danni a persone o cose. Il sindaco di Possagno, Valerio Favero, ha avviato comunque i sopralluoghi negli edifici pubblici della zona. Furto la notte scorsa alla scuola media Ungaretti di Caerano San Marco. Ignoti, dopo aver forzato una finestra, hanno svaligiato il plesso portando via 9 computer portatili per un danno complessivo di 3.000 euro. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Montebelluna. Sempre i carabinieri hanno invece denunciato a piede libero a Conegliano una 60enne incensurata con l'accusa di aver rubato vari paramenti sacri, soprattutto tovagliette e centrini all'interno del Duomo di Conegliano. Episodi che avevano indignato i fedeli. Dopo una breve indagine i carabinieri hanno trovato la refurtiva nell'abitazione della donna. Coltivavano la marijuana in casa, i vicini, avvertendo un odore intenso, si sono insospettiti e hanno allertato i carabinieri del nucleo radiomobile di Montebelluna, che hanno scoperto la serra domestica Pederobba nell'abitazione di una coppia di 30enni italiani pregiudicati con alle spalle precedenti analoghi. In casa i militari hanno scoperto 4 piante di cannabis e diversi bilancini di precisione utilizzati per pesare la marijuana. Il materiale è stato sequestrato mentre i 2 giovani sono stati denunciati a piede libero per produzione di sostanze stupefacenti. E adesso la politica e le prossime amministrative a Treviso. In programma a fine maggio c'è stato anche l'intervento diretto di Matteo Salvini per sciogliere il nodo Gentilini all'interno della Lega trevigiana. Salvini l'ho sentito quando mi sono seduto a un tavolo con Luca Zaia e abbiamo fatto questa unione vincente. E Salvini mi ha detto: Giancarlo, mi raccomando, cerca di fare una grande unione perché Treviso ha bisogno di tornare quella città che si ha segnato la storia in tutto il mondo. C'è voluto anche l'intervento del leader del centrodestra italiano per cementare l'accordo che vede Gentilini al fianco del candidato sindaco Mario Conte nella corsa per Casugana di fine maggio.
Una scelta che di fatto fa nuovamente brillare la stella dello sceriffo, che dal 2013 si era lentamente ma inesorabilmente appannata. Gentilini, che ha 88 anni, è un vero e proprio caso nazionale, oggi nelle pagine principali del Corriere della Sera. Gentilini che sottolinea come il suo ruolo sia ora di padre nobile per le nuove generazioni e come padre di certo non rinuncia a dire la sua partendo proprio da Salvini. Su certi punti essenziali che sono sicurezza, immigrazione clandestina, lavoro, assistenza ai disabili e l'ordine, disciplina, rispetto delle leggi. Il suo campo però resta Treviso, con i suggerimenti del vecchio leone al giovane Mario Conte. Uno dei primi suggerimenti che io farò a Mario Conte sarà quello di rivedere immediatamente la ZTL. E siccome Gentilini non si dimentica delle periferie, l'altro suggerimento arriva puntuale. Innanzitutto scendere, essere presente giorno e notte per i quartieri, sentire le esigenze dei cittadini e dare ai quartieri quello che si dà al centro storico. Sabato 31 marzo sciopero dei dipendenti che lavorano negli uffici postali della Marca. La mobilitazione dei dipendenti coinvolgerà tutti gli uffici postali del Trevigiano. La carenza di personale causa le uscite per pensionamenti ed esodi incentivati ha ridotto negli ultimi anni gli operatori all'interno degli uffici postali, spiega Nicola Atalmi, segretario generale SLC CGIL Treviso, e così continua tutti i giorni. Si lavora in emergenza a discapito della qualità del lavoro e del servizio offerto, con un grave prolungamento di tempo di attesa da parte dei clienti. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con la nostra rubrica, lo dico ad antenna. La scorsa settimana eravamo andati a Quinto per segnalazioni di alcuni residenti che lamentavano la poca illuminazione all'altezza degli attraversamenti pedonali. Questa sera la replica del sindaco di Quinto D'Alzilio. Tutto si può migliorare, ma gli attraversamenti della Noalese sono regolari, sono illuminati. Ripeto, si può fare meglio, ma sono illuminati anche in questa situazione. Così replica il sindaco di Quinto a chi lamenta una criticità di alcuni attraversamenti pedonali del suo comune. Il primo cittadino poi sposta l'attenzione su quello che è a suo dire il vero problema, ovvero il traffico intenso lungo la Noalese. Fa più di 20.000 movimenti al giorno, 20.000 passaggi, una strada che non è più in grado di sostenere un traffico di questo tipo, e sicuramente quello che è il casello di Peseggia che scarica traffico nell'arteria, quello che è l'aeroporto che fa grandi intasamenti, non vanno sicuramente a migliorare la qualità del traffico. D'Alzilio chiede un incontro con gli amministratori coinvolti per trovare una soluzione, anche se, aggiunge il sindaco, una noi l'avevamo già proposta. Una bretella che dalla zona industriale nostra di Quinto potesse tagliare direttamente la tangenziale. Questo avrebbe sgravato tutta l'arteria dal traffico pesante e da tutti quei mezzi che arrivano da Zero Branco e dovevano raggiungere la tangenziale. E adesso le mura castellane, con la raccolta fondi da parte del Comune per il loro restauro, un'iniziativa condivisa da Antena 3 che sta dando i primi frutti. Se mettiamo lo Stato, il governo, la robata, correva tutto, per le città, gli ha fatto una via in mure, e qua a Castelfranco dobbiamo fare anche noi. È uno dei cittadini di Castelfranco che hanno risposto alla richiesta del Comune di sostenere la sottoscrizione per il restauro della cinta muraria. Da pensionato ha versato quello che può, ma sottolinea il signor Alessio, quello che conta è il gesto. Sono andato in Comune, ho versato la mia quota e ho iniziato io. Se sono il primo, allora speriamo che ce ne vengano le altre persone a pagare, perché chi può, chi non può. Quelli che possono danno la cifra che possono dare. Quelli che non possono dare, basta 2 euro e è un contributo dato per il Comune di Castelfranco. 2 euro per un mattone da restaurare per una cinta muraria che ha bisogno di interventi urgenti. Un contributo che può essere fatto tramite il conto corrente aperto dal Comune, ma anche recandosi direttamente in municipio, come ha fatto il signor Alessio. La Castellana tira fuori 10, chi possono tira fuori 10 o 50 euro, per il Castelfranco il tanto ce ne sta bene, sa. Allora qui non può tirare fuori 2 euro per qui non compra neanche una pera,
Allora inizia, se sei una persona che è omogenea e va qua in municipio e fa il suo versamento e dice grazie al vice sindaco che allora è roba avanti. Un gesto per la comunità castellana, ma anche per tutti i cittadini trevigiani, visto che Mura e città vennero fondati da Treviso. E infine un gesto anche per il vice sindaco Gianfranco Giovine, in prima linea per salvare la cinta muraria. È un segno perché le cose vanno bene, perché il vice sindaco è dietro darsene a fare e lavora come un cavolo, perché lavora veramente bravo, perché è un'iniziativa così, non è facile farla. Fino al 29 marzo nelle scuole fornite da Savno la campagna per il recupero dell'olio vegetale esausto. Stiamo per mettere l'olio dentro questa cisterna perché verrà portato in dei magazzini che lo trasformeranno in biodiesel. Eccoli i ragazzi della scuola primaria Giovanni XXIII di San Fior mentre sversano le bottiglie di olio che hanno portato da casa per l'iniziativa Raccogli l'olio e doni un tesoro. A scuola hanno imparato che l'olio non va buttato nello scarico del lavandino, i danni alla natura sono irreparabili. L'olio sulla superficie dell'acqua impedisce l'ossigenazione e il passaggio dei raggi solari, causando la morte di piante e animali. 1 litro può inquinare almeno 1000 metri quadrati del mare. In media ogni italiano produce dai 4 ai 5 kg di olio esausto all'anno. Nei comuni a gestione Savno nel 2017 ne sono stati raccolti poco meno di 1 chilogrammo abitante, il che significa che circa 4 kg di olio vengono dispersi. Dove? Principalmente negli scarichi di casa. Per questo è fortemente necessario favorire un cambiamento decisivo delle abitudini delle famiglie e grazie a questo progetto nelle scuole i ragazzi potranno cambiare questi atteggiamenti scorretti. Tutto quello che abbiamo raccolto a casa, l'olio delle fritture, del tonno, delle verdure, delle scatole, adesso lo versiamo nel bidone. Con l'olio rigenerato si avranno delle risorse che potrebbero ritornare nelle casse dei comuni o essere impiegate in progetti sociali a sostegno della collettività. I fondi vengono dati alla Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus che si occupa dell'inserimento lavorativo di alcune persone disagiate e anche di supporto a persone con disagio psichico. La raccolta viene effettuata anche in strada, tramite apposite cisterne collocate in punti strategici del territorio comunale o presso tutti gli ecocentri del bacino. È tutto per questa edizione di Treviso, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Peggiora sulle nostre regioni con piogge un po' ovunque. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 29 marzo. Sul Veneto tempo molto instabile sin dal mattino, con molte nubi e con piogge diffuse un po' su tutti i settori e anche con locali temporali anche di moderata intensità. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, massime in aumento comprese invece tra 10 e 14 gradi circa. Condizioni di tempo molto perturbato anche sul Friuli Venezia Giulia, cielo molto nuvoloso con precipitazioni un po' ovunque anche di moderata intensità. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime comprese tra 11 e 14 gradi. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, piogge diffuse un po' su tutti i settori sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime comprese invece tra i 14 e i 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.